siamo con Cantine Capitani e Marco Valerio l'abbiamo conosciuto a una manifestazione a Tour di Vino a Castelnuovo di Porto con tante Corretto. cantine del Lazio. Allora, molte erano della zona del Frascati, della DOC Frascati, poi insomma ce n'era qualcuna, compresa la tua, invece da altre zone del Lazio. E siamo in questo caso a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano. Esattamente. Come Esatto. ti raccontavo appunto durante la manifestazione di Castelnuovo di Porto, noi siamo localizzati sulle sponde del lago di Bracciano, circa 40 km a nord di Roma. E in particolare, appunto, la sede è in via di Monterosi 113 a Trevignano Romano. Perfetto, quindi sul lago. Te sei il direttore come il responsabile commerciale della Sì, cantina, giusto? esattamente. Sì, Sei giovane anche perché la cantina, insomma, stavo leggendo che nasce nel 1974 sì, all'inizio, quindi non assolutamente. penso. Sì, la cantina effettivamente nasce per l'iniziativa imprenditoriale di Francesco, il papà di Mirko, attuale titolare con Amelia della cantina. E è una passione Che che ha. salutiamo Amelia, che sicuramente ci starà seguendo perché doveva partecipare anche lei alla diretta. Esattamente, però sarà dei nostri prossimamente, alla prossima occasione Perfetto. assolutamente. E appunto ti dicevo, quindi Francesco tramuta in attività imprenditoriale quella che è una passione effettivamente della famiglia, che parte dalla nonna di Amelia e Mirko, anche lei la signora Amelia, già negli anni 40, quindi Ah, quindi nel ancora più. 1940, esattamente. Quindi inizia lei la produzione di vini per consumo familiare, poi nel momento in cui trasmette questa passione a Francesco, è Francesco che nel 1974 appunto decide di avviare l'attività aziendale. Che si chiamava Trevignano Vino, quindi molto legata al Esattamente, territorio. esattamente, assolutamente. Ribadire effettivamente nella promozione dei prodotti del territorio la loro provenienza già nel nome con cui si presentavano le bottiglie. Certo, poi Già nel 2015 c'è un altro cambiamento, insomma, diventate Cantine Capitani, proprio per la sì, famiglia. perché appunto già in giovane età Mirko si appassiona anche lui del lavoro del papà, inizia a collaborare dall'età di 16 anni con il babbo e si decide quindi di fare questo ulteriore step e portare appunto il nome della famiglia sul mercato, quindi metterci la faccia non solo con il riferimento territoriale, e quindi comunque proponendo anche vini prodotti da vitigni autoctoni, ma anche ribadendo in etichetta quello che è il nome della famiglia. E quindi c'è uno studio, tanto abbiamo qui la bottiglia del Sauvignon, ad esempio, visto che la mostravi prima anche tu in Eccola, sì, precedenza, sì, certo, c'è eccola, tutto eccola. un gioco di rimandi nell'etichetta con il termine capitani, quindi dalla shape scudettata dell'etichetta frontale c'è Eccola, sì, sì, si può vedere. eccola, sì, Eccola cerchiamo qua. di farla vedere anche ai nostri followers, esatto, infatti ci sono le C. Esattamente. E la doppia C riversa con le 3 stelline del grado militare al centro. E poi c'è una stilizzazione di quella che è di quello che è la porta d'ingresso del borgo antico di Trevignano Romano con la torre dell'orologio. Eh sì, Quindi rimane la connessione sia con il territorio che effettivamente poi promuovendo il nome della famiglia. Terzo elemento ovviamente imprescindibile è il nome del vitigno autoctono dal quale viene ottenuto il vino. eh Appunto, in sì. questo caso il Sauvignon Blanc. Esatto, esatto, ma l'ho notato insomma che sono molto accurate, che c'è una particolare attenzione alle etichette della vostra cantina. Mi fa piacere perché effettivamente noi vediamo da un paio d'anni di investimenti su questi aspetti e quindi il restyling dell'etichetta scudettata che abbiamo appena visto. Successivamente, effettivamente, quando siamo usciti con il prodotto il cesanese, quindi il Gran Fa, Eccolo qui. potresti avere anche quella, sì, assolutamente. E quindi qui cambia la forma, però i riferimenti sempre ovviamente al logo e al nome della famiglia
e l'omaggio a Trevignano che ritroviamo nel nome di fantasia del vino, appunto questo termine Gran Fa, che Che significa termine, Gran Fa? è un termine trevignanese che utilizziamo per esprimere con entusiasmo l'accettazione di un programma. Quindi quando tu mi hai proposto effettivamente di fare questa diretta questa sera, Mi avrei dovevi potuto rispondere rispondere Gran con Fa. secco Gran Fa, esattamente. Gran Fa, quindi tipo si può fare, insomma, si può fare Esattamente. anche in, Con molto piacere, assolutamente. con E molto anche qui piacere. poi il terzo elemento è sempre quello del nome del vitigno da cui si ottiene il vino, in questo caso è il clone cesanese da file. Il cesanese da file. Vabbè, e poi guarda, vogliamo arrivare anche alla bulla, E passiamo anche alla bulla, che è l'ultimo nato, tra che è l'altro. l'ultimo nato della cantina. Infatti io mi sono ricordata di voi, dico, non possiamo non fare una diretta con Cantine Capitani adesso a ridosso proprio Del Capodanno. dell'ultimo dell'anno, esatto, di Capodanno dove si brinda, perché l'etichetta è bellissima. Ti Cioè, ringrazio. Anche qui c'è stato uno studio, ci sono una serie di riferimenti circolari appunto che partono dal nome, quindi bulla, riferimento latino alla bolla, alla bollicina, ma anche il riferimento appunto a un monile che gli antichi romani, le famiglie degli antichi romani regalavano, donavano agli adolescenti maschi per proteggerli dagli influssi negativi, quindi dagli influssi del maligno. E il gioco appunto di immagini poi rimanda a quello di un monile in oro e lo ritroviamo sì. nella forma dell'etichetta, nell'uso del laminato. Anche qui appunto sì, c'è stato uno studio per presentare un prodotto effettivamente che accompagnasse alla qualità del vino che c'è in bottiglia un aspetto estetico gradevole. Certo, rimanda anche sì, ai gioielli romani, delle Bravissima, antiche. bravissima. È molto elegante, guarda, questo l'ho proprio notata, è veramente elegante. Nulla togliere al vino che c'è dentro, insomma, però anche l'occhio vuole la sua parte. Concordiamo su questo, assolutamente. Concordiamo. E questo allora, iniziamo a parlare della bulla, che è Sì, l'ultimo nato. Come mai uno spumante? Insomma, a un certo punto, perché prima non c'erano in cantina, insomma, bollicine. no, è la nostra prima esperienza di spumantizzazione, hai detto benissimo. La nostra idea appunto è quella di era quella di completare il range di prodotti presentando al mercato una bollicina. E inizialmente la valutazione era ricaduta pre-pandemia, nell'anno pre-pandemia, su un metodo classico. Effettivamente i nostri slanci sono stati frenati appunto dall'arrivo della pandemia e quindi abbiamo ripiegato su un metodo Charmat Dici, andando lo beviamo prima, qui non si sa che fine facciamo, non aspettiamo anni esattamente. e anni per la seconda, Beviamo per prima e stare poi sui andiamo anche lieviti. a sondare il polso del mercato per capire come venga recepito un nostro Certo. tentativo di spumatizzazione. E quindi abbiamo impostato questo blend che è un 80% Viognier, 20% Chardonnay, quindi volevamo anche qui introdurre con il nostro enologo Marco Ciarla di Marino una nota caratteristica che fosse espressiva della nostra produzione e del nostro gusto. Noi puntiamo molto sul Viognier come, seppur appunto un vitigno internazionale, però riteniamo che ben attecchisca sui nostri suoli vulcanici, terreni vulcanici appunto che caratterizzano quegli hinterland del lago di Bracciano. Il lago di Bracciano nasce dalla depressione di un cratere vulcanico. E quindi sono caratterizzati da un'importante mineralità che ritroviamo sicuramente nel bicchiere e la volevamo portare anche all'interno di questo spumante. Quindi preponderante l'impatto del Viognier nel blend, appunto all'80%, completato da un 20% Chardonnay, spumantizzazione metodo Charmat, la vendemmia alla Lungo 2020. o corto lo No, Charmat? una breve spumantizzazione perché volevamo appunto come prima esperienza capire che risposta desse il Viognier senza magari sovrastarlo con un apporto di lieviti troppo importante e quindi premiare l'espressione della varietà. Certo, io me lo verso anche un po', perché Guarda, io così approfitto ce lo mentre. assaggiamo insieme, Sì, ce lo assolutamente, assaggiamo, facciamo un eh. brindisi in vista del Capodanno. Così. Ce lo assaggiamo, io li ho aperti, io perché li apro tutti prima, perché anche se sono sommelier, diciamo che non sono bravissima nell'apertura dei vini, quindi per non fare figuracce in diretta, Vediamo la mi, faccia io quindi a questo punto. mi preparo prima io, capito?
No, io ho aperto prima il Cesanese così per consentirgli di aprirsi un po', però quest'altre ho aspettato l'ultimo anche per averli a temperatura, quindi l'ho levati all'ultimo dal frigorifero. Ah, un gran profumo, eh? Eccoci qua. Ecco, bravo, non hai fatto nemmeno il botto perché non si fa, dicono. No, dicono non si fa, dovessero esserci dei delegati FISAR che io sono della delegazione di Manziana Monti Sabatini in ascolto, così non mi radiano all'istante appunto per il Sì, rumore. sì, 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 anche a me me lo dicevano, però dico, vabbè, però a Capodanno un po' ci sta, Sì, insomma, è un sì, po' sì. festa, insomma, se non si sente il botto non c'è, anche perché ci hanno vietato tutti gli altri, quindi insomma, almeno quello, Lasciamo da quello de- parte gli aspetti lavorativi e godiamoci il momento, concordo, sono d'accordo. Esatto, esatto. Allora, è un brutta, quindi insomma, Sì, poca aggiunta sì, di zuccheri. siamo nei 12 grammi litro, al di sotto dei 12 grammi litro, quindi anche qui la valutazione inizialmente siamo partiti da un brut, probabilmente sonderemo quella che può essere un'espressione che sia un extra dry, però ti devo dire siamo moderatamente soddisfatti effettivamente del risultato che abbiamo ottenuto con un brut. Qui l'affinamento in bottiglia, per esempio, rispetto ai primi assaggi abbiamo notato sicuramente un assestamento della bolla nel tempo, quindi è diventata più fine rispetto alla prima espressione che non dico fosse grossolana, però non era sicuramente un perlage magari Sì, anche sottile direi quello che dicono, insomma, esattamente. sì, perché il perlage è importante. E dicono che anche, stavo facendo ieri il TG, dove abbiamo annunciato anche la diretta con Cantine Capitani, nel TG Wine, e parlavamo appunto di bollicine che si usano i flute per vedere meglio il perlage, però Assolutamente. per assaporare anche i sentori, così sono meglio insomma i bicchieri un pochino più larghi, non il classico flute che si usa. E in effetti qui ci sono sentori, è minerale comunque. Ti dicevo, come dicevamo in precedenza, sicuramente quella è una nota distintiva dei vini che portiamo nel bicchiere, la mineralità. Rimane sicuramente fresco appunto per il fatto di una spumantizzazione breve, quindi magari l'impressione dei lieviti non sovrascrive quello che è No, l'espressione della varietà. eh sì. Anche al palato trovo poi vabbè, oste come il vino, magari commenta tu e mi levi dall'impaccio di dire che secondo me è un buon brutto, ecco. Sì, 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 no, no, sicuramente lo consigliamo. Domani potrebbe essere anche un po' tutto pasto, magari domani sera si fa il pesce, no? L'ultimo dell'anno. Io assolutamente lo abbinerei effettivamente sia con dei crudi che con delle fritture di pesce, Eh sì, perché con estrema piacevolezza. Magari nel passaggio finale sui dolci, effettivamente preferirei uno spumante che vada più su un sì, sec, sì, sì, sì. Guarda, quella è sullo l'unica tipo da cosa dolcetto. certa degli abbinamenti quando ci dicono ai corsi dolce su dolce, l'altro invece, quindi, Assolutamente. l'altro invece diciamo per contrasto, quindi la frittura ci sta benissimo, Sì. quindi con questa acidità, quindi il grasso della frittura, quindi è perfetto, è Acidità e perfetto. effervescenza, sì, secondo me ben si abbina a quel tipo di piatto. Eh sì, eh sì. Poi possiamo continuare con il Sauvignon, Mhm. che io ho qui. Allora, Assolutamente. la vostra cantina, stavo leggendo, insomma, parte Procedo da, nell'apertura. vai, parte Ok, dai vitigni autoctoni, no? Quindi ci sì, sono Trebbiano, Malvasia, Greco, Sangiovese, Montepulciano, Parò di Bianchi e di Rossi e poi subentrano gli internazionali, quindi c'è il sì, Sauvignon, Chardonnay, Viognier, Merlot e Syrah, che ho notato che sì, vinificate tutti in purezza. sì, Cioè nel senso, c'è un vino, c'è il Sauvignon, c'è il bravissimo. Merlot. Veniamo anche qui, negli ultimi 2 anni abbiamo fatto un lavoro per andare a capire effettivamente quali prodotti confermare in vinificazione in purezza e quali magari andare a studiare con dei blend da proporre sul mercato. E
Lo Che è difficile spumante comunque vinificare in purezza, io lo penso sempre perché, capito, negli altri, essendo un blend, puoi aggiustare secondo anche l'annata, insomma, il tempo, invece in assolutamente. purezza quello è, diciamo, quindi È l'espressione della stagione, assolutamente. Ehm, Però effettivamente, dato, io penso qualsiasi cantina, parliamoci fuori dai denti, deve fare delle considerazioni anche commerciali certo. riguardo i vini che si producono. E quindi veniamo da un'esperienza ormai di 5 anni con la produzione di diverse etichette monovarietali, quindi con l'espressione in purezza della varietà. Ci siamo detti, andiamo ad analizzare i dati e capiamo effettivamente quelli che sono, sia per gusto nostro che per riscontri di guide del settore, che effettivamente per riscontri di vendite sul mercato, quali confermare in tal senso, quindi da vinificazione in purezza. E sicuramente la scelta è ricaduta sul Sauvignon Blanc, sullo Syrah Barrique e sul Cesanese, che nonostante la vendemmia 2018 che abbiamo presentato l'anno scorso sul mercato sia stata la prima vendemmia, ci ha dato un'enorme soddisfazione commerciale. E quindi abbiamo deciso di confermare questi tre vini come vinificazione in purezza. Per esempio il Viognier e lo Chardonnay li stiamo dedicando solamente alla produzione del metodo Charmat, anche questo nuovo nato, però che ha avuto un ottimo riscontro commerciale e che quindi continueremo a produrre su questa linea. Certo, Poi ma per quante quanto bottiglie fa l'azienda in totale? siamo al Più o momento meno. sulle 80.000 bottiglie annue. Quindi non E pochissime, quindi no, insomma, non no. pochissime, no, Quindi abbiamo hai un da bel fare a te a disposizione. venderle, Sì, insomma, sì, sì, quindi hai un esattamente. È bel un da bel fare. impegno, però è Sì. sicuramente stimolante, assolutamente. E quindi oltre a queste, come dicevi bene in precedenza, per quanto riguarda i vitigni autoctoni come il Trebbiano e la Malvasia, quelli li abbiamo in blend nel Lacustre Bianco, che è il nostro prodotto con rapporto qualità-prezzo più aggressivo e è sicuramente il best seller di cantina. È un prodotto facile, un vino da pronta, un bianco da pronta beva, a tutto pasto. E ti ripeto, estremamente nel rapporto qualità-prezzo è estremamente gradito e effettivamente abbiamo dei riscontri commerciali notevoli su quel tipo di vino. È un vino da tavola da disciplinare, quindi non stiamo parlando di un vino effettivamente da ricorrenza o da regalo, però è Certo, un vino che da bere tutti i giorni è assolutamente più che dignitoso e si lascia preferire, insomma. certo. Invece adesso sono curiosa di assaggiare questo Sauvignon, che io sono amante Adesso, del Sauvignon, ok, quindi... adesso lo Ecco, assaggiamo. quindi assaggiamo questo Sauvignon. Ah, sa di Sauvignon, si Sa può di dire tutto. così, adesso i sommelier, guarda, tra un po' ci tolgono tutte le tessere, Vino caro, bianco. caro, caro È Marco vino. Valerio, dopo la nostra diretta, capito, non ci faranno... Chi dice, voi sommelier? No, 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 no. No, stop. Però in Allora, devo effetti dire, al naso sì, cioè, al è proprio naso riconoscibile, cioè, ecco, in una degustazione al buio è Sauvignon. gli elementi distintivi, i sentori erbacei, quindi sicuramente tornano. Ehm, Secondo me, anche qui, magari lasciandolo aprire un pochino, escono fuori degli elementi che sono distintivi ed espressione del nostro territorio. E in particolare mi riferisco a delle note di frutta esotica, Sì, in particolare mango. Non so se... sì, Poi sì. a seconda della stagione ti devo dire, magari lo troviamo più opulento. In questa, per esempio, nella vendemmia 2019, la nota appunto tropicale era più abbondante, più opulenta effettivamente. E qui è ben amalgamata con, come dicevi tu, con i sentori tipici del Sauvignon. E poi c'è un ritorno di pesca gialla che è sempre, o comunque noi lo abbiniamo effettivamente a quella che è l'espressione territoriale della nostra coltivazione. In particolare il Sauvignon. Aspetta, ti ho perso. Ho avuto un problema di Eh batteria, ma sì, credo sia infatti sì. ripartita. Sì, Ci sì, sei? adesso sì. Infatti sì, dicevi la pesca Ci gialla, sono siamo. arrivata alla pesca gialla.
che è tipico comunque. Sì, pesca gialla è effettivamente che noi abbiniamo sempre, che rimandiamo sempre all'espressione territoriale. Il Sauvignon Blanc è uno delle uve che coltiviamo proprio qui nel vitigno di Trevignano Romano, e effettivamente questa espressione la ritroviamo sicuramente nelle ultime 3 annate in modo evidente. E comunque anche qui si sente molto, io già l'ho assaggiato, mentre te Sì, 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 parlavi, assolutamente, hai fatto c'è bene. c'è anche, si ritrova anche molto la sapidità, eh? Quindi sapidità, che dicevi, insomma, Sì, tipica sì. anche del terreno vulcanico della vostra azienda. Sì. E comunque anche la salvia che è tipica del Sauvignon, comunque si distingue bene, si distingue. Ah, no. No, no, Sì. complimenti, eh? È un Grazie, Sauvignon grazie. che è Devo dire, Sauvignon, diciamo, perché a me quando non sanno di Sauvignon, capito, che non te lo ricordano, dico, è inutile fare un Sauvignon che non è che Sauvignon. non sa. No, ti devo dire, nel momento in cui è stato reimpiantato questo vigneto di Trevignano, ovviamente la consulenza agronomica è stata fondamentale per andare a individuare quelle che potessero essere le varietà consigliabili da coltivare, e per zonalità avevamo deciso, a valle della collina, appunto, di innestare questo ettaro, poco più di Sauvignon Blanc. E da subito è stato il vino che, anche in termini di valutazione e di riscontri del mercato, ha avuto più note di merito, e sul quale nel tempo abbiamo investito anche in fase di produzione, ovviamente non facendo i piccoli chimici in cantina, ma semplicemente andando a giocare con dei passaggi su le bucce, magari per brevi periodi, quindi magari per le 24-48 ore, dei parziali affinamenti in barrica di legno, per poi riandare in blend Ok, magari in piccole produzione, percentuali che fanno un passaggio piccolissime. in legno per Sì, arrotondare magari. esattamente. Quindi magari tirare fuori anche un piccolo apporto di terziario che non fosse troppo stucchevole. Quindi ogni tanto, devo dire, come ti dicevo, il nostro enologo Marco Ciarla si diverte anche nello stimolare dei piccoli esperimenti, andare a sollecitare quelle che sono il nostro gusto e il gradimento, Certo, anche appunto, del perché poi sì, prodotto. tutte le annate, come dicevamo, non sono uguali proprio a livello Assolutamente no. climatico e quindi queste cose vanno bene, bene, bene. Va bene, quindi dopo i crudi con il nostro Bulla siamo passati al Sauvignon che va benissimo, cioè io poi lo adoro proprio come vitigno, quindi insomma per il nostro cenone di pesce è perfetto. Lo possiamo assolutamente presentare con un primo piatto, o anche con un secondo, proprio per quegli apporti magari minerali che dicevi, anche con un pesce che introduca della grassezza nel piatto, perché comunque va come buon compendio, rimane un vino strutturato che apporta, magari con la sapidità e l'acidità, un bilanciamento di un pesce grasso, e quindi ben venga magari una rana pescatrice, un salmone, Buona, sì, sì, potrebbe. è certo, è certo. Invece per chi non vuole magari il Mm. pesce, Sì, l'ultimo abbinamento sarebbe complicato perché parliamo di un vino abbastanza strutturato, e un rosso effettivamente che nasce indomito già a vendemmia, e noi lo parliamo appunto del cesanese in questo caso, il Gran Fa. Eccolo qui. Ma chi è questo signore che beve? È qualcuno della cantina o Ma è... in realtà è stata una nostra intuizione, perché volevamo riportare questo elemento artistico, quindi un richiamo di cubismo in etichetta, e quindi presentare l'idea di una proiezione di bevuta con un'espressione poi conciliante e benevola, che confermasse la qualità del vino. Quindi infatti vedi che il bicchiere va in transizione verso la bocca, e il Esatto, profilo esatto. laterale poi Ecco, il volto si gira e ecco. ammicca verso il bevitore. E la resa è stata quella appunto della grafica che si è occupata della produzione dell'etichetta, del disegnare l'etichetta, e secondo me
è autoreferenziale, perché al netto dei capelli che mancano la somiglianza è netta con la ragazza, quindi Ma gliel'hai potrebbe detto a lei o essere lo scopre da questa diretta? esattamente. Ho capito, ho capito. Insomma, insomma, è come nei film che il regista, insomma, fa un piccolo passaggio, lei si è È messa un piccolo nelle- omaggio a se stessa, e però nelle- mascherato appunto dall'assenza della chioma. perfetto, nell'etichetta del Gran Fa, che Del è un gran cesanese in purezza. Cesanese da file, mi stavi dicendo, Cesanese, vero? non è cesanese da file, ovviamente noi siamo fuori zona DOC, quindi lo produciamo da disciplinare come IGP, quindi indicazione geografica protetta Lazio, del Lazio. Però è l'unico vitigno, insomma, autoctono rosso del Lazio, il E- cesanese, quindi sì, 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 assolutamente. proprio, Noi, esatto. come dicevi giustamente tu, abbiamo fatto questo passaggio sugli internazionali, strizzando l'occhio magari alla possibilità di anche esportare i nostri vini. Però Certo. l'accento poi sull'autoctono resta, perché c'è l'orgoglio appunto di portare in tavola un bicchiere che sia espressione del territorio. In particolare abbiamo puntato su questa varietà, sul cesanese da file, lo vinifichiamo in purezza e andiamo a lavorare su un Eccolo lì. affinamento Lo volevo in far barrique vedere. di rovere, sì, di Esatto, 14 mesi. 14-15 14 mesi, mesi. sì, sì. E il resto lo fa in affinamento in bottiglia. Abbiamo da poco terminato la disponibilità di prodotto 2018 e siamo Quindi pronti. sono una fortunata, insomma, ad Assolutamente, sì. averlo qui, Uno degli ultimi cartoni è stato dedicato a te, assolutamente. Grazie, Eh, grazie, grazie, questo mi fa molto piacere. assolutamente. Vengo ad assaggiarlo con te. Beh, è un rosso rubino carico, sì. Si sente anche l'affinamento in legno, insomma, i 15 mesi di botti di rovere, insomma, Sì, al qui naso. noi abbiamo, ovviamente, era la prima vendemmia e l'abbiamo studiato sempre appunto con Marco, con l'enologo, andando ad assaggiarlo ripetutamente per capire effettivamente, dalle prime espressioni parlavamo di un rosso indomito, sferzante al palato, sicuramente non morbido, che è stato progressivamente ingentilito da questo passaggio appunto di 14 mesi in 14-15 mesi in barrique. Sì. E, Comunque arrivano al naso frutta matura, sciroppata, cioè marmellatosa, sì, 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 insomma. c'è un carico effettivamente che va poi a sposare quello che è un finale amaricante che rende la bevuta sicuramente caratteristica. Allora, sì. Qui parliamo insieme, però parliamo nello specifico di un'annata, quindi del Merlot Barrique, sempre 2018, dei miei due vini rossi preferiti di cantina. E quindi Ah. qui non temo commenti negativi, perché vabbè, al netto del magari di un sentore di tappo che può starci Quello non periodicamente, dipende, certo, quello non dipende però sono dalla qualità sicuramente del vino. orgoglioso di questo. Quindi, siccome il Gran Fa è finito, dovete prendere, cari followers, il Merlot secondo Marco Assolutamente, assolutamente. Valerio. Sì, sì. Il Gran Fa qui ce lo degustiamo. Allora, lo assaggio Il Gran anche. Fa ve lo raccontiamo. E saremo speranzosi appunto sulla produzione 2019 Comunque che poi arriva in bocca il fresco, anche qui comunque. Al naso sembra più, ecco, marmellatoso, frutta sì, sciroppata. Poi in bocca invece forse rientra sempre la mineralità e quindi è comunque un vino, sì, un vino fresco, non quei pesantoni, insomma, no? no, concordo, e io non so se hai lo stesso mio parere, è un vino magari che nei prossimi 2 anni può raggiungere un equilibrio definitivo, quindi effettivamente chi lo ha si consiglia magari tra un anno o due poi Però me lo dovevi guardare dire prima, no? l'esposizione. Adesso io l'ho aperto. Va bene, ma amico, tu sai che magari qualche bottiglia in cantina si trova sempre per gli amici. E qui, capito?
Adesso l'abbiamo aperto e poi tu mi dici tra 2 anni. Mm, No, comunque è vero, ha un vino con un potenziale di invecchiamento che ancora non ha raggiunto la piena maturità, ha sì, ancora ha qualche modo di mese, evolvere. insomma, esatto, ha modo ancora di evolvere. E quindi questo, insomma, lo consigliamo per chi magari non ama Volete proprio il optare per il pesce. pesce, certo. Esatto, quindi abbiamo tutta la gamma. Perché voi ne fate tanti di vini comunque, cioè ce ne sono cioè, E abbastanza, vero? proprio a valle di quelle considerazioni di cui ti parlavo prima, ci stiamo assestando sulla produzione di sette etichette. Mm. Quindi le due etichette di introduzione, distinte dal nome Lacustre, dal nome Fantasia di Lacustre, il Sauvignon Blanc, Syrah Barrique, Cesanese e le due bollicine, perché oltre verrà affiancato il metodo Charmat, appunto Bulla che abbiamo assaggiato stasera, un metodo classico Ah, che quindi non vorremmo... avete, non avete No, non si desiste mai, accantonato si l'idea, rimanda, è insomma, stata si rimandata, rimanda. Questa è una assolutamente. notizia, diciamo. Io sono giornalista di fondo, quindi questa è una notizia. Possiamo dare questa notizia, assolutamente. Bene, bene. E quando uscirà questo metodo classico? Abbiamo È già preparato la sui base lieviti, è già... Ah no, ok, no, no, quindi... abbiamo preparato la base con questa vendemmia, non ti svelo altro, rimarrà una sorpresa appunto che ritroveremo in bottiglia. C'è un progetto di affinamento molto particolare che stiamo sviluppando localmente e anche qui manteniamo un discreto riservo e penso che ne parliamo tra un paio d'anni. Ah, va bene, va bene. Ma noi siamo ancora giovani, aspettiamo. Assolutamente, non c'è fretta. Va bene. Senti, caro Marco, ci siamo detti tutti, tutto penso, insomma, Sì, è dei vini. stato Mm? un gran piacere poter fare questa chiacchierata con te prima della fine dell'anno, Eh sì. assolutamente. E Poi visteremo la prossima volta con Mirko e Amelia in presenza, così che certo, potrete certo. conoscere anche loro, i titolari. Certo, certo, volentieri, volentieri. Io saluto i nostri followers perché siccome il telefono è al contrario, non riesco a leggerli bene, quindi non riesco a salutarli, però vedo che entrano, E escono e ci stanno c'è seguendo, un Padda insomma. 691, un FD Brown, sì, Eh, anch'io ce l'ho di lato, quindi sì, è difficile, è insomma, difficile. è Però grazie della difficile. pazienza e dell'ascolto, siete stati Eh sì, molto no, carini no. a No, seguirci. no, è sempre interessante, insomma, raccontare la storia delle varie cantine. Allora, grazie, grazie a Marco Valerio Fiori, ve lo ricordiamo di Cantine Capitani. Niente, brindiamo, brindiamo, io con la bue ho preso, Assolutamente. Vabbè, io perché prendo ormai col insomma, rosso. ok, perfetto. Allora, cheers e buon Sì. anno a tutti i nostri followers. Ciao Per una ciao. buona fine e un miglior principio. Ciao ciao. Ciao.